Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Dunque è appena terminata allo Stadio Recchi di Salerno la partita tra Salernitana e Udinese, risultato 1-1, un primo tempo che ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca, nel senso che c'è stata una situazione da camomilla perenne. Poi nel secondo tempo si è visto qualcosa con l'Udinese che è andata in vantaggio grazie a Samardžić, ancora una volta decisivo, e ha fatto bene non andare all'Inter. E poi però, come sempre accade in questa Udinese, il blackout che ha permesso alla formazione salernitana di raggiungere il pareggio, e poi insomma nei minuti finali abbiamo rischiato molto molto grosso. Allora, innanzitutto buonasera Enzo, ben ritrovato. Ho detto abbiamo rischiato grosso perché dietro si balla, no? Come si dice. Diciamo che la difesa non ha brillato, soprattutto il portiere dell'Udinese stasera ci ha fatto veramente venire i brividi, specialmente nell'ultima parte della gara, negli ultimi 20 minuti. Mi pare che l'ha vista brutta, insomma, è scappato il pallone 2 volte, insomma, c'è un po' di nervosismo, vedo, ecco, in sostanza. Meno male che Samuel è rimasto, ha fatto anche il gol e quindi ci ha illuso, diciamo, per un periodo magari portare via questi 3 punti, ma poi abbiamo visto che la Salernitana ha avuto la voglia e veramente ha mandato la grinta anche oltre l'ostacolo, sì, senza, in sostanza era un match equilibrato e combattuto in mezzo al campo fino al primo tempo. Il secondo tempo il gol del pareggio ha fatto sparire di punto in bianco l'Udinese, che ha avuto la paura, è rimasta molto contratta e comunque non ha combinato granché, insomma, ecco. Poi abbiamo visto anche i cambi un po' nel finale, un po' cambi messi un po' alla Carlona, come vorrebbe da dire, no? Perché sono stati forse dei cambi più per perdere tempo che per avere idee di attaccare, no? Difatti i minuti di recupero sono stati, mi pare, 6, ben 6, insomma, e ha creato un po' di tensione. Io penso che Candreva è sempre la nostra bestia nera, perché è stato lui che ha fatto l'assist per DA, che ci ha punito, insomma. Ecco, diciamo che nessuno si illudeva di vincere a Salerno se non con un colpo di fortuna, diciamolo chiaramente. Però anche la Salernitana non ha brillato, insomma, non è stata quella bestia nera che Sottile aveva detto prima di partire per Salerno, ecco. Infatti ho detto in premessa che il primo tempo è stato molto da camomilla, nel senso che c'è stata tanta confusione a centrocampo, ma di azioni degne di nota non si sono viste, eccetto insomma una parata del portiere della Salernitana più per caso, diciamo, che per una questione di, diciamo così, di collisioni extra parlamentari, verrebbe da dire, perché alla fine il primo tempo veramente è stato soporifero. Poi, come hai detto tu, nel secondo tempo abbiamo visto qualcosa, perché grazie a Samardžić, che come sempre sotto porta magari ne sbaglia una ma la seconda la mette dentro. Poi purtroppo queste amnesie difensive, ma già nel primo tempo Silvestri aveva già commesso 2 errori su una ripartenza dal basso, dove praticamente ha passato la palla sulla tre quarti a un giocatore della Salernitana, che poi ha avuto l'occasione anche di tirare, il pallone è andato fuori di poco. E come hai detto tu, sicuramente c'è molto da rivedere, c'è molto da lavorare per Sottil. Io do un buon voto invece a Luca, se permetti. Io l'ho visto molto bene, Luca. Sì, Luca mi è piaciuto, sì, deve prendere anche un po' le misure, ma insomma io penso che questo ragazzo potrebbe darci delle soddisfazioni, ecco. Ha fatto un lavoro molto sporco, viene da dire. Ma comunque si è dato da fare, si è messo in luce, insomma, per quello che insomma, doveva partire in riserva, si capiva, invece si trova in prima linea, quindi molto bene, insomma. Speriamo che rimanga a Udine, che negli ultimi giorni non sparisca anche lui, perché veramente io penso che va bene puntare sui giovani, va bene fare cassa, ma comunque io lo vedo un momentino ancora traballando, l'Udinese che va ancora registrata, ecco. E dobbiamo anche dire che la Salernitana negli ultimi, diciamo, 15 minuti ci ha fatto vedere i sorci verdi, diciamo chiaramente, insomma, no? Tant'è che
la difesa ha cercato di registrarsi, però ho visto che c'è stata molta confusione, insomma. Poi la certezza dell'Udinese che avevamo messo sempre nei primi posti il portiere Silvestri ci è venuto meno negli ultimi minuti e questo ci ha fatto passare veramente dei minuti veramente brutti. Ecco, un punto va bene perché si muove un po' la classifica, è quello che voleva un momentino anche il suo team. Certo, la Salernitana ha cercato anche il colpaccio, ecco, diciamo così, che dopo il gol noi ci siamo un po' ritirati quasi. Senti, ma questo blackout, perché diciamo così, questo blackout, se no altrimenti i tifosi ci accusano di essere troppo disfattisti, ma secondo te questo blackout, cioè la squadra fino a quel momento stava giocando bene, comunque Vada aveva fatto il suo perché comunque la partita era una partita da pareggio, poi all'improvviso becchi il gol e la squadra sparisce dal campo, cioè secondo te cosa è dovuto? Ancora a un problema più che altro di concezione tecnico-tattica da parte dell'allenatore con i nuovi, magari siamo ancora in fase di preparazione, dunque la squadra è un po' imballata e non tiene magari il famoso quarto d'ora finale, oppure c'è un po' di confusione per non dire altro? Ma io ho visto molte imprecisioni, per esempio anche tra le combinazioni tra Toveni e Luca sono state poche e anche in qualche modo condizionate da imprecisioni tecniche. Ecco, vedo questo. Ecco. Nel francese e nel Samarits sono finora riusciti a mettere in campo le loro qualità, forse devono ancora rodarsi, insomma, no? Certamente si vede che manca un po' una filosofia di combattenti, ecco. Dovrebbero Senti, crescere un po' di più. sì, c'è un vecchio detto, no? Una volta c'era Massimino, Angelo Massimino, presidente, perdón, del Catania, un giorno quando era in Serie A la squadra non andava, un giornalista disse: Presidente, qui manca l'amalgama, no? E lui disse: mi dica quanto costa che lo compriamo, no? Forse siamo, non dico a quei livelli, ma ci siamo, no? No, insomma, io penso che Sottile sta facendo dei miracoli perché dovrà pregare, insomma, che non gli portino via qualche altro giocatore perché insomma le richieste delle squadre più potenti verso l'Udinese sono tante, naturalmente vendendo Beto abbiamo venduto un pezzo, diciamo così, pregiato, speriamo resti l'altro. Però Luca, come dici tu, è un buon giocatore, potrebbe darci delle soddisfazioni. Spero anche che crescano anche i giovani, no? che hanno acquistato, che prendono anche più corpo e che ci diano delle soddisfazioni, anche se la difesa fa un po' paura, ecco, bisogna in qualche modo. Certo. No, ma la difesa veramente non da regolare, proprio da registrare, come si dice. E insomma, è una rosa che più che rosa ha molte spine, no? Questa è la realtà dei fatti. Però se mi permetti, giocando un po' con le parole, una rosa di sera non diventa mai nera, direbbe qualcuno, no? Si spera che insomma questa rosa magari cominci un po' a fiorire in un certo senso. Ecco, Però le spine sono più evidenti in questo momento rispetto a quello che è la realtà. E io dico anche questo, purtroppo questo abbiamo e questo dobbiamo gioco forza abituarci. È una squadra che probabilmente si salverà l'Udinese a fine campionato, però non so se arriveremo al 12° o 10° posto. Poi sai, la palla è rotonda e la Deo Palla fa sempre scherzi in corso d'opera. Ma diciamo così che abbiamo mosso un po' la classifica, no? Abbiamo iniziato contro la Juventus, quindi che non è una granché, perché abbiamo visto poi col Bologna, non è che ha brillato molto. Diciamo che ci troviamo in compagnia con la Roma, il Bologna, il Torino, al momento non è che, insomma, si può anche giustificare, no? Dal punto di vista della speranza per il futuro. È chiaro che questo non ci basta, ma un punto va sempre bene, insomma, perché qualcuno diceva che a Salerno potevamo anche prendere, invece non è stato così. Accontentiamoci a questo punto che ci dà un po' la speranza di domenica, sabato, magari col Frosinone in casa. Attenzione, sì, occhio che il Frosinone non è proprio una squadretta materasso, esatto. perché ha messo in difficoltà il Napoli e ha vinto con l'Atalanta. Sì, dunque attenzione, il Frosinone è una diamo bella tutto per squadra, scontato. è già in palla, come si dice, ed è molto, anche perché Di Francesco, il suo allenatore, ha dato molta grinta a questa squadra che ha messo, come hai detto tu, ha messo KO l'Atalanta e naturalmente questo la dice lunga, insomma, ecco, quindi Certo. non sarà una partita molto facile, sarà bisogno di tutto il tifo possibile, di crederci un po' di più e sperare che ci sia una concentrazione maggiore e magari chissà, magari che ci sia l'accordo con Pereira,
che magari torni nelle file a indossare la maglia dell'Udinese. Ecco, questo potrebbe essere una bella cosa, perché potrebbe dare un po' di ordine al centrocampo e magari anche qualche geometria importante, ecco. Bene, chiudiamo qui per quanto riguarda la pagina sportiva, lo speciale post partita di Salernitana Udinese. Ricordiamo che l'Udinese tornerà in campo sabato alle 18:30 allo Stadio Friuli contro il Frosinone per la terza giornata di campionato, poi ci sarà la pausa per lo spazio dedicato alle nazionali in vista delle qualificazioni dell'Europeo 2024, ma questa sarà poi un'altra storia. Con Enzo torneremo per quanto riguarda il calcio sabato sera dopo partita per il commento di Udinese Frosinone, mentre con Cataruzzi l'appuntamento è anche per venerdì con la trasmissione di approfondimento per quanto riguarda il non calcio ma qualcos'altro. Grazie come sempre gentili amici per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata e alla prossima. Arrivederci a tutti, buonanotte.